Bentornati a Noi Chiesa Diocesi Liguri, la trasmissione che vi racconta la vita delle diocesi della regione ecclesiastica della Liguria. Questa settimana iniziamo raccontandovi una storia, la storia di Marco Gallo, che è un giovane originario di Casarza Ligure, una località che si trova nel territorio della diocesi di Chiavari. Marco è morto 11 anni fa, a 17 anni, in Lombardia, dove la sua famiglia si era trasferita diverso tempo prima. La storia che vogliamo raccontarvi è quella di Marco, ma quella soprattutto delle persone che sono venute a contatto con la sua storia, con la storia della sua famiglia, con la storia di fede che è raccontata all'interno di un libro pubblicato postumo che raccoglie gli scritti, i pensieri di un adolescente che vive l'esperienza della fede. Ogni anno centinaia di giovani liguri e lombardi, nella solennità di Ognissanti, salgono in pellegrinaggio al Santuario Mariano di Montallegro, sopra Rapallo, in memoria di Marco, ma anche per vivere con gratitudine appunto l'esperienza della fede. Tanti di loro Marco fisicamente non l'hanno mai nemmeno conosciuto. Allora, su tutto questo vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Marco Gallo aveva 17 anni quando ha avuto l'incidente che gli è costato la vita o che gli ha regalato la vita. Marco, originario di Casarza Ligure, in provincia di Genova, si era trasferito con la famiglia in Lombardia. Il padre Antonio, la madre Paola, le sorelle Francesca e Veronica hanno vissuto e vivono il grande dolore della sua perdita e insieme lo stupore per tutto quello che è accaduto negli ultimi 11 anni. Lo hanno fatto pubblicando un libro, Anche i sassi si sarebbero messi a saltellare, che raccoglie gli scritti e i pensieri sparsi di un adolescente che ha incontrato l'esperienza della fede in un momento preciso, attraverso relazioni precise, quelle cresciute nel movimento di comunione e liberazione. Una fede in cammino, un percorso fatto di domande, di amicizie e di domande insieme. Ogni anno, dunque, da 11 anni, nella solennità di Ognissanti, giovani liguri e lombardi si ritrovano in pellegrinaggio al Santuario Mariano di Montallegro, nella memoria grata dell'amicizia con Marco, ma non solo, per rinnovare un'esperienza di fede. La loro esperienza, quella di ciascuno, quella personale. E la cosa sorprendente è che a salire in preghiera al santuario non ci sono solo gli amici e i familiari, anzi, tanti partecipano senza aver conosciuto personalmente Marco, ma grati del fascino e del coraggio che questo ragazzo trasmette loro. Io credo che ciò da cui sono attratti o almeno incuriositi tutti questi ragazzi che ogni anno ritornano sempre di più, anche senza aver conosciuto Marco e aver intuito attraverso il racconto di altri amici o anche avendo letto gli scritti di Marco, che tutto quello che un ragazzo abitualmente sente muoversi dentro il suo cuore, sente muoversi nella sua vita in modo incerto, a volte anche ingarbugliato, è qualcosa di prezioso che permette un cammino verso la felicità. Perché è questo che, come primo impatto, rivela la figura di Marco, un ragazzo come tanti, che però mostra come quelle esperienze che tanti facciamo sin da più piccoli e ci sembrano un po' poco chiare, in realtà sono una grande occasione di cammino verso qualcosa di grande nella vita, verso la felicità. Io ho conosciuto la storia di Marco attraverso un mio coinquilino, che anche lui l'aveva conosciuta attraverso il libro, non l'aveva, nemmeno lui aveva conosciuto direttamente. E, e quindi questo mio coinquilino mi regala il libro di Marco e io durante la lettura rimasi molto, ma molto colpito da questa vita che veniva raccontata, a tal punto che poi riesco a conoscere prima in una videochiamata e poi dal vivo i genitori, Paola e Antonio. E, e quindi diciamo che è una storia abbastanza standard, cioè ho letto il libro, ne sono rimasto affascinato. E- Però cioè, la cosa che a me colpisce tanto è proprio questo, cioè è questa capacità
di arrivare, che questa vita arrivi nonostante Marco fisicamente non ci sia più. Questa vita che straborda ogni giorno e a distanza di anni dalla sua morte. E questo è un fatto, cioè è un fatto, cioè non accade. Dalla sua morte la sua vita ha continuato a generare vita. Io l'ho conosciuto e non me ne riesco più a staccare. E quindi questa è assolutamente la prima cosa che mi colpisce e che diciamo, è come un tarlo nella mia testa durante le mie giornate. La seconda cosa che mi porto dietro è il desiderio di vita, il desiderio di bellezza che Marco testimonia, che Marco ha testimoniato e testimonia. Un desiderio inesauribile che sembra quasi non aver mai fine. Durante la lettura mi stupivo di volta in volta quanto questo ragazzo potesse desiderare sempre di più, sempre di più. La pagina prima era già tantissimo e ora ancora di più. Com'è possibile questa cosa? E invece è un desiderio che non ha mai fine e che riscopro anche in me. E Marco mi fa tanta compagnia su questo. Sono costituito da un desiderio, da una promessa di bello, di bellezza, di vero, che io posso tranquillamente ignorare, posso non guardarla, però rimane. E mi è data, come dice spesso Marco nel libro, mi è data per riconoscere che questo desiderio è corrisposto, cioè che questa bellezza esiste davvero. Partecipavo a una celebrazione eucaristica nel Duomo di Milano, presieduta dall'arcivescovo, il cardinale Scola, e in quella circostanza il cardinale menzionò delle parole di Marco, che riporto brevemente. Marco scrive: fatta salva una falsa e distratta via di mezzo, o Cristo si rifiuta o diventa il punto fermo. Lì per lì non sapevo chi avesse detto quelle parole, le ho sentite soltanto riferire dall'arcivescovo, ma quelle parole hanno parlato alla mia vita con una verità e con una pertinenza, specie al momento del cammino che attraversavo, davvero sorprendenti. Non conoscevo il volto di questo amico e quindi ho iniziato a cercarlo come potevo. Sono andato a chiedere a chi poteva sapere qualcosa di lui, agli amici che lo avevano conosciuto, e parlando con un'amica che mi aveva detto di aver frequentato le scuole secondarie con lui, alla mia richiesta di darmi il suo numero di telefono per raggiungerlo telefonicamente, si è detta impossibilitato a farlo. E a mia richiesta di ragioni ha detto: io non posso darti il suo numero perché Marco nel 2011 è morto. E lì è successa una cosa sorprendente, perché in quell'istante in me non ha dominato lo sconforto che spesso accompagna l'animo di chi apprende l'impossibilità di conoscere una persona. Ma in quel momento io ero altrettanto curioso di conoscerlo, una cosa che mi è capitata raramente nella mia vita. Quasi che quel fatto occorso nella vita di Marco, cioè la sua morte, non fosse un ostacolo alla sua conoscenza, ma fosse un fattore di cui tenere conto nel cammino di conoscenza di lui. E da quel momento è iniziato l'incontro sempre più approfondito con lui, attraverso alcuni dei suoi testi, ma mi verrebbe da dire ancor meglio attraverso l'esperienza che Marco descrive in quei testi, perché è dell'esperienza che io ho potuto sperimentare l'incontro. Contestualmente gli amici di Marco, i suoi amici fraterni, fino a coloro che più di tutti, oggi più che mai, lo riconoscono presente nella loro vita, che sono la sua mamma, il suo papà e le sue sorelle. Ecco, l'incontro con Marco è stato l'incontro con una persona viva, essenzialmente, per la verità con cui la sua esperienza tocca la mia vita, mi viene da dire la sostiene e la corregge.
Mi riesce difficile usare una parola differente per descrivere il rapporto con lui che non sia amicizia. Quella con Marco è un'amicizia misteriosa, perché si realizza in una modalità impensabile, che è quella di una distanza dovuta al fatto che lui in questo momento è già in paradiso, ma che è un'amicizia più efficace che mai, nel senso che arriva all'essenziale e non cessa da quel primo incontro di parlare alla mia vita. Poi io di indole confesserò che non sono neanche una persona particolarmente mistica o immaginifica, quindi di Marco io non ho mai sentito la voce, non è che me lo immagini, semplicemente attraverso la mia vita, riconoscendo e domandando che lui mi sia amico. E la cosa impressionante è che non passa giorno senza che io non ritorni, diciamo, a quello che lui mi testimonia oggi, ora. La storia di Marco è la storia di un'amicizia, dunque, un'amicizia che non solo continua ma cresce, e la sua morte non è un ostacolo a questo, anzi, è l'amicizia che coinvolge e abbraccia anche la sua famiglia. La cosa che mi ha impressionato quando li ho conosciuti è che non fossero persone da consolare. Io non ho conosciuto Marco, ho conosciuto innanzitutto loro e attraverso loro Marco. Ma erano persone che avevano un'esperienza profondamente umana da comunicare, la volevano comunicare, perché questa esperienza li ha resi più umani, più appassionati della vita, più profondi nel cammino della fede e quindi più intensi nell'amore a Gesù. Della gente con cui si sta volentieri insieme a tavola perché hanno una esperienza della vita profonda, per cui si scherza, si ride, ci si racconta di come va il lavoro, si mangia bene, ma perché c'è qualcosa che è accaduto loro che li rende più appassionati e più curiosi nei confronti della vita. E l'esperienza del mettersi in cammino è quella che il vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, ha suggerito ai fedeli della sua diocesi come momento di preghiera speciale per le vocazioni. I pellegrinaggi vocazionali, così sono stati chiamati, si sono svolti nell'arco di tutto il mese di ottobre, toccando alcuni luoghi di culto cari alla devozione popolare dei tortonesi. In particolare, proprio nella città di Tortona si è tenuto l'ultimo appuntamento. Vediamo. Il quarto e ultimo pellegrinaggio vocazionale della diocesi di Tortona ha avuto come meta la Basilica Santuario Madonna della Guardia dell'Opera d'Onorione, un'esperienza, quella dei pellegrinaggi, voluta dal vescovo Marini per chiedere il dono di vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, uno dei punti cardine del piano pastorale del vescovo di Tortona. La celebrazione ha visto la presenza di alcuni sacerdoti diocesani e di un gruppo di presbiteri dell'Opera Orionina, tra cui il superiore provinciale Don Giovanni Carollo. Nell'omelia il vescovo si è soffermato sulla grandezza delle parole del ritornello del salmo responsoriale "L'anima mia ha sete del Dio vivente", chiedendo che questa invocazione possa essere una realtà vera della vita e del rapporto personale con il Signore. Lo abbiamo ripetuto diverse volte, dando forza a questa parola, cantando tutti insieme. Ora che sostiamo un attimo in un ascolto che si fa più attento e profondo, avvertiamo un grande desiderio, che questa invocazione non sia soltanto una parola che è risuonata sulle nostre labbra, ma possa essere una realtà vera della nostra vita, del nostro rapporto con il Signore. Perché ci domandiamo, è proprio vero che la nostra anima ha sete di Dio, ha sete del Dio vivente. È proprio vero che nel nostro cuore e in tutta la nostra vita
avvertiamo un desiderio profondo, intenso, che non ci dà pace, di Dio, del suo amore, della sua presenza nella nostra vita. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Oggi chiediamo la grazia che questa parola che abbiamo ripetuto insieme cantandola diventi una realtà della nostra vita quotidiana. Un secondo spunto di riflessione è stato tratto dal Vangelo sull'osservanza dei farisei al Signore, ponendo l'accento sull'importanza di non rimanere osservatori ma partecipi e totalmente coinvolti nella preghiera che risuona sulle nostre labbra. L'Evangelista, nella pagina di Vangelo che è stata proclamata oggi, dice che i farisei, dottori della legge, osservavano ciò che Gesù faceva. Lo osservavano, ma da distante. Lo osservavano, ma senza lasciarsi coinvolgere. Lo osservavano, ma non interessava loro entrare in una vera relazione con Gesù. Lo osservavano, stando alla porta. Forse qualcosa che capita anche a noi, perché partecipiamo alla messa, ma osserviamo, non rimaniamo davvero coinvolti con la sua vita. Ci confessiamo, ma osserviamo e non siamo davvero coinvolti nel dono che riceviamo. Preghiamo, ma osserviamo e non siamo davvero coinvolti in quella preghiera che risuona sulle nostre labbra. Abbiamo la fede, diciamo di essere suoi, ma osserviamo e non rimaniamo davvero coinvolti in questa fede, così che sia la luce che illumina tutto della nostra esistenza. Non soltanto quei farisei erano osservatori, distanti, distaccati, a volte forse lo siamo anche noi. Ripetere con la Chiesa e dal profondo del cuore: l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, significa anche questo: non essere più osservatori che non si lasciano coinvolgere, non essere più osservatori distanti che non fanno entrare nella vita del Signore la loro vita, non essere più osservatori distaccati che tengono il Signore e la fede a distanza di sicurezza, non essere più osservatori, ma coinvolti esistenzialmente, vitalmente, nella splendida avventura della fede, della vita in Cristo e dell'annuncio del Vangelo. Dopo l'orazione finale tutti si sono recati al tempietto ai piedi della statua della Vergine della Guardia per elevare una corale preghiera composta proprio per questa particolare celebrazione, chiedendo il dono di sante vocazioni. Nella diocesi di Ventimiglia-Sanremo le prospettive per il secondo anno del percorso sinodale saranno illustrate nel corso dell'Assemblea diocesana della Consulta dei Laici, che si terrà sabato 5 novembre alle 15 a Villa d'Arco a Sanremo. Dopo il saluto del Vescovo Antonio Sueta, il Vicario Generale della Diocesi Don Antonio Arnaldi illustrerà e presenterà i cantieri di Betania. Quindi verranno proposte testimonianze dedicate al tema dell'ascolto dei giovani. Ora andiamo invece a Genova, che ospiterà l'incontro annuale dei cresimati e dei cresimandi della diocesi con l'arcivescovo Marco Tasca. L'appuntamento è sabato alle 14 a San Pier d'Arena. Vediamo.
Sabato a San Pier d'Arena, padre Marco incontrerà i cresimati e i cresimandi dell'Arcidiocesi di Genova, un momento che nel cammino formativo e dell'iniziazione cristiana delle nostre diocesi sta assumendo un valore sempre maggiore. Allora, Don Matteo, le chiediamo innanzitutto di aiutarci a capire qual è l'importanza di questo momento, di questa fase del cammino di iniziazione cristiana delle ragazze e dei ragazzi. L'importanza del sacramento della Cresima e di questa fase del cammino è grande, perché si tratta di completare questa importante tappa per diventare cristiani. Quindi l'iniziazione cristiana non è soltanto costituita dai sacramenti, ma anche da tutti quegli incontri con la comunità cristiana, con i fratelli e le sorelle, con i sacerdoti, i catechisti, le famiglie, i compagni, che sono in questa strada, in questo cammino. D'altronde siamo anche in questo periodo in cui il Papa ci stimola a vivere questo stile sinodale, questo stile del camminare insieme. Allora si diventa cristiani proprio camminando insieme sulla strada non solo della preghiera, della condivisione, dei sacramenti, del catechismo, del gioco, della vita fraterna. Il momento poi del pellegrinaggio annuale che viene organizzato da Genova, ma anche dalle altre diocesi, tra cui la diocesi di Chiavari, tutti gli anni, riscuote sempre, come dire, un grande successo. Ora, ci diciamo sempre che non sono importanti i numeri, però questo è un dato significativo, segno che probabilmente quel gesto lì viene percepito davvero come un punto, un passaggio importante. Sì, è vero. In effetti ogni anno portiamo a Roma circa 1 migliaio di ragazzi, cresimandi o cresimati dell'anno, e questa è sicuramente un'esperienza grande. I numeri non sono tutto, il Signore ce lo insegna nel Vangelo, avendo Lui lavorato con piccoli numeri, però è anche vero che i numeri a volte cambiano un pochino l'impatto e anche l'incontro, no? Quindi per un ragazzo un conto è entrare in una chiesa con 10 persone, un altro conto è partecipare a un evento con 1000 coetanei che in un modo o in un altro, come lui, camminano nella chiesa e fanno parte di un gruppo parrocchiale. Quindi questo impatto è molto importante. Anche domani avremo, almeno sappiamo dalle iscrizioni, circa 600 ragazzi. Quindi di questi 600, molti, forse tutti, verranno a Roma e anche altri in più. Si tratta di un cammino che vogliamo cercare anche insieme con la pastorale giovanile di sviluppare quest'anno, proprio creando un filo conduttore tra l'incontro di novembre, il pellegrinaggio dei ragazzi a Roma, qualche incontro che faremo nel vicariato, e anche un cammino ulteriore poi che potrà continuare nelle parrocchie con i gruppi giovanili che le parrocchie, le associazioni, i vicariati già tengono vivi, tengono in vita e mandano avanti. Quindi sì, si tratta potremmo dire, di un'esperienza forte, data soprattutto dalla presenza di una bella folla gioiosa di ragazzi, di coetanei, con il loro vescovo, le loro catechiste e anche i loro sacerdoti. In che modo pensate, strutturate, desiderate il rapporto con le famiglie in questa età così particolare per le ragazze e i ragazzi? C'è un sostegno da parte delle famiglie, una corresponsabilità sul fronte del cammino dell'iniziazione cristiana, in questa età in cui i ragazzi e le ragazze iniziano un po' a camminare da soli, no? E forse è anche giusto così, ecco. Il cammino con le famiglie, ci si rende conto, non soltanto a Genova, ma comunque in tutta Italia, anche in tutto il mondo, nella Chiesa Cattolica, il cammino con le famiglie è la condizione perché ci sia un cammino con i ragazzi, perché i ragazzi potranno davvero accendere quella luce del battesimo che hanno ricevuto da piccoli, se riusciranno a fare un bel cammino insieme, comunità cristiana e famiglie. Il catechismo non è più il catechismo solo dei bambini, ma deve essere sempre più un Vangelo rivolto alla famiglia nel suo complesso, in tanti modi. E poi sicuramente, ecco, un compito, una responsabilità della comunità cristiana è quella di creare delle relazioni, cioè
Abbiamo queste famiglie con i loro ragazzi per circa, di solito 6 anni, che circolano nelle nostre parrocchie, nei nostri locali, a volte a messa, a volte anche soltanto a catechismo. In 6 anni non possiamo non riuscire a creare una minima relazione con loro. Quindi questi ragazzi continueranno dopo la Cresima, se avranno vissuto prima, ecco, qualche cosa capace di sarà stato capace di attirarli, se avranno vissuto prima una relazione, un aggancio, un'amicizia, qualcosa di bello. Cioè, si continua una cosa che è piaciuta, una cosa che è apparsa bella, una cosa che ecco, veramente non si vuole lasciare, no? Quindi l'impegno per la Cresima o per il famoso dopo Cresima non è tanto rivolto al dopo, l'impegno è rivolto al prima. Se vogliamo che i ragazzi entrino davvero nella comunità cristiana, che è lo scopo dell'iniziazione cristiana, dobbiamo, ecco, aiutarli a incontrarla, a fare una bella esperienza gioiosa, piacevole, accogliente di Gesù tra i fratelli e le sorelle della parrocchia. Ricordiamo brevemente il programma di domani, Don Matteo. Sì, ecco, il programma di domani è l'appuntamento alle ore 14 con un po' di accoglienza nella struttura del Don Bosco, qui del San Pier d'Arena. Questo evento è stato organizzato da un gruppettino di giovani, tra cui seminaristi, qualche giovane catechista, qualche giovane educatore. In questo incontro, ecco, avremo un'accoglienza, avremo tanti momenti all'inizio con il nostro vescovo, ma tanti momenti in cui i ragazzi, attraverso dei giochi, degli stand, delle persone, dei testimoni, così giocando potranno incontrare qualcuno che gli parlerà di Gesù un po' con la loro vita, no? Quindi persone diverse che in questi punti gioco, in questi punti luce, così come li abbiamo chiamati, potranno così parlare di Gesù un po' con l'esperienza della loro vita, per poi ritrovarsi anche tutti insieme alla fine. Quindi un momento gioioso, giocoso, ma in cui verrà fuori proprio il tema della testimonianza cristiana, cioè dell'essere tutti, come dice il Papa, discepoli missionari, no? Quindi se vuoi essere discepolo devi essere anche missionario, non sono due cose alternative, ma vanno di pari passo. Nella diocesi di Savona-Noli, venerdì 4 novembre ha inizio la Scuola della Parola 2022-2023. Quest'anno cambia la sede degli incontri guidati da Monsignor Gero Marino, non sarà più infatti la cattedrale di Nostra Signora Assunta nel centro storico, ma la chiesa parrocchiale Santa Maria Giuseppa Rossello in via Loreto Vecchia, nel quartiere Villetta. Il tema scelto dal Vescovo per quest'anno è "Cercava di vedere chi era Gesù, figure della ricerca". Salvo variazioni, gli appuntamenti successivi saranno il 2 dicembre, il 13 gennaio, il 3 febbraio, il 3 marzo, il 14 di aprile, il 5 e il 27 di maggio, scusate. Quest'ultimo in occasione della veglia di Pentecoste. In ogni caso il calendario aggiornato degli incontri si può trovare sul sito web della diocesi di Savona-Noli andando a cercare proprio eventi diocesi di Savona-Noli. Ora da Savona andiamo invece alla Spezia per ripercorrere con i servizi di Tele Liguria Sud le celebrazioni presiedute dal Vescovo Palletti in occasione della solennità di Ognissanti e della commemorazione dei fedeli defunti. Il mese di novembre si è aperto con la celebrazione tradizionale della festa di tutti i santi, una festa che celebra la gloria e l'onore di tutti i santi, compresi quelli non canonizzati. La commemorazione dei martiri, comuni e diverse chiese cominciarono ad essere celebrate a partire dal IV secolo. La ricorrenza della Chiesa occidentale potrebbe derivare dalla festa romana che celebra l'anniversario della trasformazione del Pantheon in chiesa dedicata alla Vergine e a tutti i martiri, avvenimento avvenuto il 13 maggio del 609 o 610. In seguito Papa Gregorio III
che governò la Chiesa dal 731 al 741, scelse il 1° novembre come data dell'anniversario della consacrazione di una cappella a San Pietro alle reliquie dei santi apostoli e di tutti i santi, martiri e confessori. Arrivati ai tempi di Carlo Magno, la festa era diffusamente celebrata in novembre e il 1° novembre venne decretato festa di precetto da parte del re Franco Luigi il Pio nell'835. Da allora la Chiesa dedica questo giorno al ricordo di coloro che hanno vissuto in maniera straordinaria, in maniera eroica, la fede cristiana, venerando la memoria di coloro della cui compagnia esulta il cielo. La Chiesa guarda ai santi per essere incitata dal loro esempio, allietata dalla loro protezione, coronata dalla loro vittoria davanti alla maestà divina nei secoli eterni. Il nostro Vescovo ha celebrato la festa nella Cattedrale di Cristo Re. Sentiamo un brano della sua omelia. Celebriamo la solennità di tutti i santi. È una solennità particolarmente importante non solo perché raggruppa in un solo momento tutti i santi, quelli conosciuti, sconosciuti, canonizzati o anche silenziosamente vissuti, ma ora nella luce al cospetto di Dio. Ma è importante anche per quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura, dove il libro dell'Apocalisse dice con chiarezza che la santità è per tutti. Non è semplicemente un dono, fa parte proprio della chiamata di Dio. Dio ci ha creato, ci ha voluto proprio per essere santi. Ma allora dobbiamo domandarci cosa vuol dire essere santi. Ecco, la prima cosa che ci viene detta è l'atteggiamento con il quale noi dobbiamo metterci di fronte a Dio. Abbiamo sentito le beatitudini, sono tante, sono belle, è il nuovo grande progetto che Dio ha su di noi, ma la prima è fondamentale. Beati i poveri in spirito. Sì, perché la santità non è frutto delle semplici nostre azioni. Le nostre azioni sono importanti perché sono la risposta alla chiamata di Dio, ma da sole potrebbero al massimo produrre una persona buona, una persona giusta. Il Signore nel Vangelo è molto chiaro. Non è semplicemente l'essere giusti, l'essere buoni, l'essere corretti che ci fa santi. Per entrare nel regno dei cieli dobbiamo essere rigenerati, rinascere una seconda volta. Il che vuol dire che la radice della santità non sta semplicemente nelle nostre azioni, ma sta innanzitutto nel dono della vita nuova che proviene a noi dal Padre che è nei cieli. Noi dobbiamo portare a conoscere il Padre. Conoscendo il Padre, allora potranno conoscere anche noi, potranno apprezzare anche noi, perché ci accoglieranno come figli, figli di quel Padre che è nei cieli, di quel Padre che è perfetto, dice il Vangelo di Matteo, e misericordioso ancora di più, sottolinea il Vangelo di Luca, e proprio perché è perfetto e misericordioso può accogliere dei figli come noi, che siamo invece fragili e spesso peccatori. E allora ecco che la nostra fragilità non diventerà più un impedimento alla testimonianza, perché sarà proprio nella misericordia del Padre che si svilupperà la testimonianza ed è lì che parte la santità. La santità è aprirsi all'amore di Dio, camminare nei Suoi comandamenti, osservare i Suoi comandamenti, ritornare a Lui per chiedere misericordia, accogliere i doni che Lui ci fa, camminare insieme verso il regno dei cieli. Allora è veramente una via che si apre a tutti ed è una via di grande luce
ed è il senso profondo della nostra esistenza, non è un di più, è l'obiettivo centrale. Se viene fallito quello, fallisce tutto. Dalla contemplazione dei santi al pensiero dell'ultimo giorno. Questo è quanto illumina la ricorrenza dedicata ai defunti. Sembra essere una giornata oscura, tanto quanto per molti lo è la morte, eppure piena di luce e di speranza. Gesù rivela qui il piano di Dio Padre. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Quest'ultimo giorno non è solo nelle mani di Dio, ma anche nelle nostre. Ricordando coloro che ci hanno preceduto nel cammino della fede, il Vescovo ha celebrato la Santa Messa nella cappella del cimitero urbano dei Boschetti, nella mattina del giorno dei morti e nel pomeriggio nella cappella dei canonici e dei vescovi presso il cimitero urbano di Sarzana. Celebriamo dunque insieme oggi la commemorazione di tutti i defunti. È sempre un momento che ci accomuna, un momento che ci commuove anche, ma decisamente un momento che ci porta ad una riflessione profonda e in questo contesto dell'Eucaristia ci lasciamo proprio illuminare dalla parola che salva e che abbiamo appena sentito proclamare. Abbiamo passato 3 momenti nella parola. Il primo momento, questo desiderio di eternità. Se le mie parole si fissassero per sempre. È un desiderio presente nel cuore di ogni uomo. In qualche maniera viene espresso dal credente, ovviamente, in un atteggiamento religioso, ma da qualunque persona almeno in un atteggiamento commemorativo. E questo segna profondamente quella che è la nostra struttura. Non possiamo pensarci solo così limitati nel tempo. E non è questione di tramandare dei valori, dei comportamenti, dei ricordi. È questione di porci veramente la grande domanda: ma alla fine che cosa succede? Sono veramente un essere così contingente che si accende per caso e si spegne improvvisamente, rendendo di fatto poi vana tutta la grandezza della propria intelligenza, della propria spiritualità, del proprio essere persona, o c'è qualcosa di più? E su questo si sono interrogate tutte le generazioni. E direi che oggi non siamo più evoluti o meno evoluti degli altri, perché di fronte al mistero della morte l'interrogativo rimane sempre. Certo, la parola di Dio in questo caso ci viene incontro in modo molto forte, ma ci viene incontro non solo con un messaggio, ma con un evento, perché noi crediamo nella resurrezione del Signore Gesù. Dunque, in qualche cosa che si è già adempiuto, che è già diventata realtà in mezzo a noi, è diventata talmente realtà da poter incidere nella vita di quei testimoni, i quali certamente, sappiamo, erano rimasti profondamente delusi di quella vicenda. E è stata proprio la resurrezione a riaccendere in loro quel motore che ha permesso poi di diventare a loro volta gli annunziatori del Vangelo. E che cosa ci dice tutto questo? Ci dice che la nostra vita non è così limitata nel tempo. Certo, nasce nel tempo. Noi non siamo eterni dall'eternità, siamo eterni per l'eternità. Il che vuol dire che a un certo punto abbiamo iniziato ad esistere, ma quell'esistere continua per sempre. E non è da poco questo, non è solo un fatto così, potremmo dire, spirituale, interiore, certamente per il credente un fatto grande di fede, nella resurrezione un fatto ancora più grande perché ci viene detto che tutto è salvo agli occhi di Dio, non solo il nostro spirito ma anche il nostro corpo, e dunque sia pur trasfigurato anche tutto il creato col quale siamo da sempre connessi nelle nostre fasi vitali. Ma questo va a incidere anche sul nostro comportamento terreno. E allora abbiamo anche ascoltato appunto tutto questo.
Se io credo nell'eternità, so che le mie azioni certo hanno un valore qui, hanno una ricaduta qui, hanno una responsabilità qui, ma hanno una responsabilità per sempre. Se questo fosse accolto in tutto il suo spessore, in tutta la sua grandezza, che metro diverso avremmo nel misurare le nostre azioni. E allora comprendiamo come il ricordare i nostri fratelli, sorelle, defunti, che oggi noi vogliamo e crediamo nella fede viventi al cospetto di Dio, non serve solo a suffragio loro, ma serve anche a salvezza nostra, perché su quel parametro dobbiamo parametrare la nostra vita, su quell'eternità dobbiamo misurare le nostre azioni, su quella verità dobbiamo domandarci quanta verità è presente in noi e di conseguenza il cammino della nostra salvezza può procedere ancora più speditamente. Dunque oggi noi vogliamo veramente fare memoria di coloro che ci hanno preceduto, implorare dal Signore la misericordia per coloro che già sono passati nel grande momento della morte e ora nell'eternità, chiedere a noi che realmente il nostro spirito si apra a tutto questo e possa realmente segnare un passo nuovo nel nostro cammino umano, cammino sociale, cammino religioso per il credente, cammino di valore per tutti. Ecco, lo vogliamo accogliere così e così offrirlo al Signore e viverlo insieme in un atto di suffragio, ma anche in un atto di speranza. Al termine della celebrazione eucaristica sono state deposte le corone ai monumenti dedicati ai caduti delle 2 guerre mondiali, ai deportati morti nei campi di sterminio e ai partigiani morti nella guerra di resistenza. Apriamo una pagina dedicata al tema della carità, secondo le sue diverse declinazioni, e iniziamo ricordando che domenica 13 novembre si celebrerà in tutte le diocesi, in tutte le parrocchie, la giornata dei poveri. Avremo modo di parlarne più diffusamente nel corso della trasmissione della prossima settimana. Ora andiamo a Tortona, dove il servizio della mensa per i poveri, che è coordinato dalla Caritas diocesana, ha compiuto un anno di vita. Sentiamo come sta andando. Ha compiuto un anno la mensa solidale di Tortona, il servizio coordinato dalla Caritas diocesana che sfama a pranzo e a cena le persone che non possono permettersi un 60 i volontari che si alternano fra pranzi e cene e servono le pietanze fatte preparare dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. La mensa di Tortona è un servizio che è nato con queste modalità circa un anno fa. Il primo pranzo è stato servito il 1 novembre 2021, quindi le nuove modalità adesso della mensa, che riceve l'eredità della mensa dei frati Cappuccini, compie un anno proprio domani, il primo novembre. Si rivolge alle persone con difficoltà ad accedere a un pasto alimentare, quindi la possibilità di avere accesso sia a pranzo che a cena, mediamente a circa dai 20 ai 25 utenti quotidianamente, da una bella risorsa per la nostra comunità. La bellezza della mensa solidale di Tortona è perché è veramente espressione del territorio, perché si sono riuniti diversi enti che insieme, coordinati dalla Caritas, però insieme si è permesso di avere questo servizio per il territorio. Inizia dalla una iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, che ha voluto prendersi carico della produzione dei pasti, quindi la Fondazione Cassa di Risparmio fornisce i pasti alla mensa solidale, poi una sessantina di volontari delle più diverse associazioni benefiche del territorio forniscono poi effettivamente il servizio di distribuzione dei pasti sia a pranzo che a cena, dalle 11.30 alle 12.30 pranzo e poi la sera dalle 17.30 alle 18.30.
La mensa non chiude mai, è un servizio importante, sempre disponibile 7 giorni su 7 anche nelle feste, ma come spiega il direttore della Caritas Luca Simoni, non si limita solo ad offrire un pasto caldo. È sempre disponibile perché in effetti la mensa solidale con queste modalità è aperta 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno a pranzo e a cena, grazie all'operato dei volontari. E la possibilità quindi è offerta, è una possibilità che permette a tutti di poter accedere senza particolari vincoli, nel senso che non c'è un'ispezione di quello che potrebbe essere le difficoltà delle persone. La mensa solidale ha come progetto quello di diventare un punto di riferimento anche di relazione, quindi un punto di socialità per le persone che hanno difficoltà, per cui oltre al servizio esclusivamente di mensa è previsto un centro d'ascolto per le persone, quindi all'interno della mensa solidale di Tortona c'è un ufficio con la possibilità di avere un colloquio col personale, con gli operatori, in modo che non sia esclusivamente un'assistenza pura solo dal punto di vista del bene primario, del mangiare, ma che è occuparsi della persona a 360 gradi, quindi poi si va a indagare quali sono i problemi che hanno causato, le cause che hanno causato quello che effettivamente è il problema di difficoltà poi nel mangiare, nel procurarsi il cibo, o comunque quel momento di fragilità che può capitare a chiunque, quindi l'apertura è questa. Ricordiamo gli orari a tutti coloro che volessero rivolgersi appunto alla mensa solidale. La mensa solidale è aperta, come dicevo, tutti i giorni, sabato e domenica comprese, festività comprese, dal mattino dalle 11:30 alle 12:30, con il servizio del pranzo. Invece la cena è dalle 17:30 alle 18:30 nel vecchio oratorio della Casa del Giovane, quindi al piano terra della Casa del Giovane. È un ambiente allegro, un ambiente accogliente, quindi sicuramente i volontari poi sono molto disponibili a creare sempre un colloquio, creare relazioni con le persone che vengono accolte. Prenditi cura di loro, tutela minori e persone vulnerabili è il tema scelto per il convegno della Caritas della diocesi di Albenga Imperia, che si svolgerà sabato 5 novembre alle 9 nel seminario di Albenga. 3 gli interventi proposti. Il vescovo Guglielmo Borghetti, che è il vescovo referente per la regione ecclesiastica ligure per il servizio tutela minori, affronterà gli aspetti antropologici. Gli aspetti giuridici invece verranno dettagliati dal canonico Bruno Scarpino, che è il referente per la tutela dei minori della diocesi di Albenga Imperia. Infine interverrà l'assistente sociale del comune di Chiavari Stefano Solari, che affronterà il tema delle attenzioni operative. Ora torniamo nella diocesi della Spezia, in particolare andiamo a Sarzana, perché il Consiglio Comunale ha deciso alcuni mesi fa di conferire un attestato speciale di gratitudine, di riconoscenza a diverse associazioni ed enti che si sono distinti particolarmente durante il periodo più duro della pandemia, e fra questi c'è anche la Caritas diocesana. Vediamo insieme il servizio. Una giornata bellissima, una giornata importante in cui Sarzana rivendica l'orgoglio di avere risorse umane straordinarie, gruppi civici che per amore della nostra comunità hanno dedicato il loro tempo, i loro sacrifici, correndo anche enormi rischi per affrontare anni durissimi. Siamo felici di avergli potuto dedicare una cerimonia, una benemerenza e un ringraziamento collettivo. Sono la nostra forza e la nostra speranza. È conferita la cittadinanza benemerita del Comune di Sarzana alla Caritas diocesana, per essersi particolarmente distinti durante tutta l'emergenza pandemica per l'attività sociale e assistenziale svolta nello spirito civico del supporto e dell'assistenza dei più fragili nell'interesse dell'intera comunità sarzanese. Grazie. Oggi siamo qui a Sarzana, davvero con tanta emozione. Come direbbe il Papa, oggi la speranza sta vincendo, ha vinto direi, insieme all'amore, perché sentire tutte queste belle storie di vita ripartita dopo il tempo del Covid. Abbiamo sentito la pubblica assistenza qua di Sarzana, che è un'istituzione insieme alla protezione civile, nonni civici e poi la Caritas diocesana.
che bello pensare che insieme abbiamo potuto dare veramente colore a un tempo in cui si era ingrigito chiaramente, specialmente il tempo del Covid, e poi nel nostro caso la povertà che ahimè, specialmente in questi giorni, in questi tempi, è galoppante, e sappiamo bene i dati, abbiamo sentito anche le notizie dell'ultimo report di Caritas. Quindi siamo qui oggi per dire che c'è una speranza che può davvero avere la meglio, e siamo contenti di poter dire che quei 1350 pasti di ogni giorno che mettiamo insieme con l'avventura dell'Emporio e tutte le altre strutture di accoglienza della Caritas, questo network di carità e di amore ha portato e porta grandi frutti, e noi siamo veramente contenti. Quindi grazie per questo riconoscimento al Comune di Sarzana, grazie a tutti coloro che credono in noi e ogni giorno ci aiutano a essere quella speranza concreta che il Papa ci chiede veramente di essere, come rilancio di un tempo di fatica per tanti nostri fratelli e sorelle, ma che grazie all'amore può diventare tempo di speranza. L'Oratorio Salesiano Don Bosco di Varazze festeggia 150 anni. Il 22 luglio del 1871, infatti, Don Giovanni Bosco firmò con l'autorità civica una convenzione con cui si assumeva la responsabilità di guidare il collegio civico con la sua congregazione. Sabato 5 novembre, per ricordare appunto questa ricorrenza, insieme alla famiglia salesiana sarà presente a Varazze il rettor maggiore Don Angel Fernandez Artime. Dopo l'accoglienza al Molo Marinai d'Italia, il 10° successore di Don Bosco incontrerà il municipio, il vescovo Geromarino e le autorità civiche. In oratorio sarà scoperta una targa che ricorda come Don Giovanni Bosco abbia passato circa 50 giorni proprio in questo luogo tra il 1871 e il 1872 a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Nel pomeriggio ci sarà uno spettacolo teatrale dei ragazzi dell'oratorio. Alle 16:30 poi Don Artime terrà un dialogo con gli stessi giovani, e alle 18 nella collegiata Sant'Ambrogio il vescovo presiederà la messa insieme al parroco Don Claudio Doglio. Infine sosterrà presso la targa che ricorda la benedizione impartita da Don Bosco ai cittadini in una gremitissima piazza Sant'Ambrogio appunto durante la sua ultima visita. L'Ufficio Missioni e Migrazioni prosegue l'attività dell'Ottobre missionario sul territorio della diocesi di Savona-Noli. Giovedì 10 novembre alle 16 si terrà una camminata verso il deserto di Varazze, aperta a tutti. In questa occasione i componenti dell'ufficio diocesano cammineranno insieme, riflettendo e pregando, grazie all'aiuto dei padri carmelitani della cittadina rivierasca. Con questi appuntamenti si chiude questa puntata di Noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito e ci rivediamo la prossima settimana.